La delega all'autonomia è un percorso che ho seguito in prima persona, prima come relatore del disegno di legge approvato nel 2024 e poi come Presidente della Commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo fiscale, che è un altro filone di riforme che prosegue e che porterà di benefici al nostro territorio. Il lavoro per l'autonomia in Veneto procede, a breve si chiuderà l'accordo su 4 materie. L'ha annunciato il presidente Stefani al Consiglio regionale, spiegando i vantaggi concreti che porterà l'intesa prima di passare all'ok finale della conferenza Stato-enti locali e delle Camere. Si tratta di sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa. Un passo in avanti, commenta il presidente del Consiglio regionale Zaia, ma ricordando che le materie in tutto sono 23. Si va avanti nella direzione di trattare con il governo. Questo è un passaggio fondamentale perché ho firmato una preintesa prima della fine del mio mandato e la preintesa è sostanzialmente una pietra miliare dal punto di vista giuridico. Adesso con questo mandato di oggi che verrà dato al Presidente Stefani potrà andare a concretizzare questa firma e a chiudere questa prima partita di 4 materie. Dopodiché ricordo che la Costituzione prevede la possibilità di trattare su 23 materie e noi, in virtù del mandato che ci hanno dato i Veneti, 2.328.000 Veneti, quel 22 ottobre 2017 ci hanno detto andate avanti andando a votare al referendum, ecco, questo mandato è un mandato chiaro, trattare su tutte le materie. Stefani ha sottolineato come ciascuna delle 4 materie possa portare benefici diretti al Veneto. In sanità, ad esempio, l'accordo permetterà di utilizzare in modo più efficiente le risorse del Fondo Sanitario Nazionale, sbloccando oltre 17 milioni di euro. Per la protezione civile, invece, il presidente di regione potrà assumere il ruolo di commissario in caso di emergenze nazionali o introdurre ordinanze speciali. Sulle professioni, la regione potrà aggiornare gli elenchi professionali, riconoscere qualifiche straniere più rapidamente e includere oltre 20.000 operatori economici ora privi di adeguata qualifica. Infine, la previdenza complementare integrativa, che sarà gestita direttamente dalla Regione con la possibilità di promuovere fondi specifici e garantire più autonomia nella gestione per i dipendenti regionali e del servizio sanitario. Ma per il capogruppo del Partito Democratico e portavoce dell'opposizione Giovanni Manildo, l'intervento di Stefani, definito in piena continuità con Zaia, è un esercizio di pura retorica che non sposta di 1 millimetro la realtà dei fatti, ovvero dice che l'autonomia resta una scatola vuota.